Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Signore Gesù, dona il riposo eterno ai Suoi fedeli, per i quali ha versato il suo sangue prezioso. Accompagniamo nostro fratello Marco nel passaggio da questo mondo a una vita nuova, ma una vita vera. Desiderava venire in questa chiesa a celebrare il matrimonio. Il Signore ha voluto sposarlo prima, essere per lui da oggi sposo, Signore, capo di vera famiglia che è la Chiesa celeste con tutti i santi del paradiso. Ma sappiamo che nella fragilità della carne umana tutti siamo peccatori. Allora preghiamo, Signore misericordioso, che oggi, con questo sacrificio del suo Figlio Gesù Cristo, accoglie lo fratello Marco nella grazia di perdono, nella purificazione della sua anima e gli dà ricompensa nell'eternità. Per noi che siamo peccatori anche chiediamo il perdono per celebrare questi misteri mediamente. Confesso a Dio che non ha mai risparmiato il proprio figlio, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci tolerava ogni cosa insieme con lui. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. Chi condannerà? Gesù Cristo, che è morto, anzi, che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? In tutte queste cose noi siamo qui più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenza, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio. Siamo tanti qui per dire al Signore grazie per averci dato possibilità e gioia a conoscere uno come siamo noi, uomo che ha creduto che tu sei il Signore e Salvatore, uno che ha ricevuto nel giorno del battesimo la grazia di essere tuo figlio, che ha ricevuto un nome Marco, per avere non soltanto un angelo custode, ma avere anche un santo che era un esempio come fare la vita per arrivare un giorno davanti a te. Per noi oggi sei tu, Signore, come 2000 anni fa, che camminando ti sei fermato nella città chiamata Somma Vesuviana. Eppure ore fa hai visto tanta folla che portava una bara per fare la sepoltura di un ragazzo, Marco. E ora stiamo con lui qui, come abitanti di Nain, noi
Stiamo vicino a Marco, al suo papà, alla sua mamma, ai suoi fratelli. Siamo uniti qui anche perché aspettavamo la tua presenza, la tua venuta. Come 2000 anni fa nel silenzio della città si sentiva soltanto il pianto di coloro che stavano in dolore, anche oggi non abbiamo parole, non ne abbiamo più e non ne abbiamo mai avute nei momenti come questo, ma abbiamo soltanto le lacrime. Non sappiamo da dove vengono, ma sono tante. E tu, Signore, come hai detto 2000 anni fa, non piangere, ci stai dicendo lo stesso. Ci vieni incontro vicino e vuoi toccare questa bara per chiamare nostro fratello Marco alla vita. E come si è alzato ragazzo nel Vangelo di Luca, sappiamo e crediamo anche noi che si alza Marco ora per mettersi davanti a te. E come non ha scritto Luca che cosa diceva, perché si è messo a parlare quel giovane che ha appena risorto. Non vogliamo sapere che cosa ti sta dicendo nostro fratello, nostro figlio, nostro amico, ma vogliamo credere che veramente fa già dialogo con te. Adesso l'unica cosa che vogliamo credere che non è lui lontano da te, ma veramente con te e in te.